La riduzione delle tariffe dei parcheggi a pagamento e l'eliminazione di alcune ZTL nel fine settimana, l'animazione delle piazze col programma Le città in festa, l'operazione Verità sul bilancio, il lavoro su sicurezza, decoro urbano e la lotta al commercio abusivo. Sono solo alcuni dei lavori svolti nei primi 100 giorni dall'amministrazione comunale che il sindaco Brugnaro insieme agli assessori ha presentato alla cittadinanza al centro Santa Maria delle Grazie a Mestre, un luogo scelto non a caso perché proprio da lì è partito tutto quando Brugnaro ha annunciato la sua candidatura. Ma esordisce il sindaco, da festeggiare c'è ben poco e per farcela serve fiducia da parte di tutti. Noi in questa città dobbiamo tirare su la fiducia. La fiducia è la fiducia che manda avanti il mondo, che attrae gli investimenti. Dobbiamo avere fiducia nel nostro paese. Venezia vuol dare questa dimostrazione, è una dimostrazione di umiltà e basta, umiltà e coraggio. Una situazione disastrata quella trovata dalla nuova amministrazione a partire dal bilancio. Ecco perché il sindaco non arretra sull'ipotesi di vendita di alcune opere d'arte. Le priorità sono altre, dice. È evidente che se non troviamo soluzioni diverse o comunque se pur di ripianare, abbassare il debito e andare a mettere a posto le case delle persone, le scuole dei bambini, a Venezia sta cadendo e per cui di conseguenza qualcosa dobbiamo fare. Noi abbiamo proposto un ventaglio di soluzioni, per cui non c'è soltanto una cosa, però bisogna guardarsi in faccia. Eppure il ministro dei beni culturali Franceschini è convinto che si tratti di una battuta o più comprensibilmente commenta una mezza minaccia per chiedere risorse al governo in vista della stabilità. Certo è che questa è l'ennesima polemica che si crea su un'affermazione del sindaco dopo un'estate a dir poco bollente. Come il botta risposta sulla questione gender e non solo tra il primo cittadino ed Elton John, a cui Brugnaro dice di voler dedicare addirittura un parco. Sarebbe bello, anche perché non c'è nulla di personale. L'unica cosa su cui probabilmente non siamo d'accordo è sull'utero in affitto. Non c'entrano nulla le coppie omosessuali, l'ho detto, l'ho ripetuto in tutte le salse, non so più come dirlo, c'entra l'identità di genere. Allora lì non si può più scherzare, non si può fare confusione, si nasce da una mamma e un papà e poi non può essere accettata la pratica dell'utero in affitto, cioè dove io utilizzo una donna probabilmente povera o che ha bisogno per tenere un bambino nel grembo e poi gli viene portato via solo perché c'è un contratto firmato, magari con la clausola che se il bambino non è normale il contratto non viene, il bambino resta lì, non viene ritirato, immaginate che fine fa. Questa cosa da Venezia noi diciamo non è accettabile e non la accetteremo.